Il maltempo dei giorni scorsi non ha messo in ginocchio i comuni bassanesi del bacino del Brenta, grazie al lavoro di prevenzione dei circa 150 uomini del consorzio di bonifica che, grazie alle previsioni meteo, 4-5 giorni prima dell'ondata di maltempo hanno pulito scoli e canali. Operiamo tutto l'anno sui canali e sui scoli e grazie al nostro intervento non succede quello che succede nel giro per l'Italia. Quando vediamo la protezione civile, i vigili del fuoco intervenire è già troppo tardi. Intanto il consorzio di bonifica ha ottenuto dalla Protezione Civile Nazionale, tramite il commissario delegato, ovvero il governatore Zaia, il finanziamento di 2.160.000 euro per 6 progetti, 3 dei quali nel Bassanese per 1 milione, per proteggere il territorio dal rischio idrogeologico. Il tutto grazie alla collaborazione tra i sindaci interessati di Rosà, Marostica, Nove e Rossano Veneto. Questo è il futuro, sicuramente da qui è il futuro, dobbiamo per forza lavorare assieme per il territorio unico, i problemi sono per tutti i territori uguali. Se è avuta la collaborazione di tutti, non viene fatto nessun esproprio, è stato trovato gli accordi bonari con tutti quanti i proprietari del terreno. Il più importante è un intervento da 550.000 euro lungo lo scolo Torresin, a sud di Marostica, al confine con Nove, un'area che negli anni scorsi era soggetta spesso a allagamenti anche gravi, come nel 2018. Quando addirittura un ragazzo è uscito di strada perché non si vedeva appunto il manto stradale e il canale prospiciente. Ora in 6 mesi, massimo un anno, il lavoro sarà completato e 25 famiglie hanno ceduto subito spontaneamente al comune i loro terreni. Ora non vedono l'ora che i lavori inizino. C'è anche chi ha la notizia ha pianto di gioia. Dobbiamo intervenire su un'area di circa 900 metri con il risezionamento totale dell'alveo. Vengono rifatte le caditoie laterali, si mette in sicurezza l'argine, vengono spostati pontili e rifatti per l'accesso alle abitazioni.